Un mese fa il Consiglio regionale ha varato la legge che riforma la sanità sarda e apre la strada a diversi cambiamenti anche sotto il profilo organizzativo. Nel fine settimana poi è stato firmato l'accordo che dà il via libera al nuovo ospedale Mater di Olbia, che diventerà un centro di eccellenza e che senza dubbio avrà ripercussioni sul resto della sanità isolana, anche su quella nuorese, che aspira a diventare il terzo polo sardo. Per analizzare la situazione complessiva della sanità nuorese alla luce di queste novità, la CISL Funzione Pubblica di Nuoro sta organizzando una serie di incontri col personale sanitario e amministrativo. Giorgio Mustaro, segretario provinciale Funzione Pubblica della CISL. Da un po' di tempo state organizzando sul territorio una serie di incontri per focalizzare la situazione della sanità a 360 gradi. Quali sono gli obiettivi? Sì, ci rendiamo conto che la sanità è uno dei servizi sul territorio che è più vicino alla gente, di cui la gente, tutti purtroppo a volte abbiamo anche bisogno. E quindi è necessario, anche perché la Regione sta facendo una riforma importante che rischia in qualche modo anche di portare via pezzi di sanità dal nuorese, e quindi abbiamo deciso di affrontare questo importante tema nei vari settori, nei vari aspetti. Abbiamo iniziato dal rapporto della sanità sul territorio, quindi fare in modo che l'ospedale diventi l'ultima sponda della sanità e non, come spesso accade, la prima, per cui tutti ci rivolgiamo all'ospedale come che non ci siano altri settori della sanità sul territorio. E poi affronteremo i vari aspetti della sanità infantile, della sanità psichiatrica, della sanità penitenziaria, che è un pezzo di sanità importante. Tutto per fare in modo di diventare un sindacato che non si occupa soltanto dei problemi dei lavoratori, ma che parla anche dei problemi della gente, dei cittadini, degli utenti dei servizi pubblici.